Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi, mentre stiamo girando dei video sulla presa 10 del Montello, vi facciamo la presentazione del primo video fatto in montagna, sulla neve! primo di quest'anno e anche primo in assoluto, E ultimo. primo e ultimo probabilmente, visto il modo in cui si è risolto. Abbiamo raggiunto il rifugio Posa Puner, che si trova sul Monte Cesen, in provincia di Treviso, sulle prealpi trevigiane appunto. È una camminata piuttosto semplice, di quanto ci abbiamo messo? 3 ore? Erano 6 km e mezzo andata. Ok, sì, E circa 6 ritorno. ok, 12 km, però con la neve È stato tutto più complesso. con la neve è stato un pochino complicato perché non abbiamo le ciaspole e quindi non abbiamo fatto deviazioni e abbiamo fatto piuttosto fatica. Molto bello, però molto bello. È stato un fallimento totale perché volevamo mostrarvi il rifugio e farvi vedere cosa si mangia. Mangiare soprattutto. Esatto, volevamo mangiare soprattutto, ma il rifugio era chiuso, quindi pensavamo fosse aperto, però in realtà era chiuso e quindi è stata una delusione. Per raggiungere il rifugio Posa Puner è molto semplice, basta parcheggiare in località Pianezze, seguendo le indicazioni per Valdobbiadene. Lì c'è un bel parcheggio E ci sono gli alpaca. e ci sono gli alpaca, O i lama, cos'erano? i lama, ci sono dei lama Sono ogni dei tanto, lama. vabbè, non è importante. Bisogna proseguire verso destra, sempre dritto, 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 è molto semplice, molto Dritto, semplice. dritto, È una dritto, passeggiata dritto. per famiglie, ma anche per gente che non ha voglia di fare un cacchio o che non è allenata, perché è praticamente quasi tutta in pianeggiante. In pianeggiante, sì. 3, 2, 1. Buona visione! Granita! Per la granita! Fa un po' di sciroppo. Guardate che bel paesaggio si riesce a scrutare fino all'orizzonte, quasi. Stiamo camminando da 1 ora e mezza e cerchiamo di arrivare al rifugio Posa Puner, sperando che la vista sia un po' più ampia rispetto a quella che abbiamo adesso. Squalo. Ho una fame che in questo momento mi mangerei un bel piatto colmo di polenta, di quella col formaggio dentro che fila, con dei funghi e magari un bel pezzo di pane col formaggio o anche formaggio cotto, tutta questa roba qua. E poi un bombardino con la panna, bello calduccio, e anche un vin brûlé in realtà, ma un bombardino meglio, e una bella fetta di sacher o cheesecake. Ecco, questo mangerei in questo momento. Maggie, forse siamo fortunati, forse spunta il sole. Guarda le mie tette!
due bellissime notizie. La prima è che è spuntato il sole, cosa su cui non facevamo affidamento. La seconda è che il rifugio è aperto e non sapevamo se fosse un bivacco o un rifugio in realtà, perché non siamo due esperti montanari e non ci muoviamo molto spesso a causa lavoro e Covid, però adesso mangio anch'io come un maiale. Buongiorno. Ce l'abbiamo fatta. Esperienza al rifugio, ho fame, non ci hanno fatto dei panini, neanche dato un pezzo di pane o un pacchetto di cracker perché sono arrivati ieri e quindi fino a domenica non è pronto niente. E lì c'è un sentiero che volevamo fare ma non abbiamo le ciaspole, si sprofonda di circa mezzo metro e con le scarpe non impermeabili è impossibile perché ci infradiciamo e niente, dobbiamo tornare indietro con lo stomaco vuoto. Abbiamo diviso mezza tavoletta di cioccolata con le nocciole e dovrà bastarci fino a stasera. Sono incazzato nero! In ogni caso, anche se questo video è brutto, se vi dovesse piacere, ricordate di iscrivervi al canale, se per caso dovesse piacervi. Ma anche se non vi piace. Ma anche se non vi piace del tutto, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete e seguiteci su tutti i social, Instagram e Facebook. Tutti.